dove Innocenti. Ok, 8, 1, 2, 3, 4 e 8, perfetto. Dall'altra parte chi ci abbiamo? La numero... Oh, comincio? Vado? Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Pala Restivo, Massimo Musanti e Antonio Carta qui dal palazzetto della Virtus Cagliari per la terza giornata di andata della pool retrocessione. In campo la Virtus Cagliari che affronta la pallacanestro Sanga Milano. È quasi tutto pronto per la palla a 2, mancano solamente 20 secondi, le formazioni sono in campo. Virtus Cagliari che arriva da 2 sconfitte consecutive, quindi ancora nessuna vittoria in campionato. Viceversa la formazione lombarda di Milano ha vinto domenica la prima partita contro l'Astro Cagliari, tra l'altro una vittoria sofferta, arrivata dopo un tempo supplementare per 77-75. Palla 2 da parte degli arbitri sono i signori Andrea Capponi di La Spezia e Daniele Valeriani di Ferentino. Il primo possesso è della Virtus Cagliari che proprio oggi schiera, ecco, un primo errore da parte di Lidia Oppo che si fa prendere la palla dall'avversaria, esattamente la numero 10. La numero 10 si tratta di Giulia Maffeini. Dicevamo la Virtus che in settimana ha lavorato bene sul mercato, prendendo 2 lunghe che sono in questo momento schierate in campo. Si tratta della croata Gordana Bedalov, croata di 191 cm, nata nel 74, arriva dal Lussemburgo, proprio dal campionato di Serie A1, dove ha giocato con lo Sparta di Bentrans, 13 punti di media partita con 195 punti in 15 gare. Lo scorso anno la giocatrice croata è stata MVP nel campionato croato nella Rockwool di Pula. Per quanto riguarda invece l'altro acquisto, si tratta di Costanza Giorgi, vecchia conoscenza del basket isolano, in quanto dal 2010 al 2014 è stata giocatrice della Mercede Alghero, toscana, 1989 come anno di nascita, è alta 1,85 m, arriva dalla Santa Marinella dove ha giocato 18 partite realizzando 91 punti, una media di 5,1 punti a partita. Ma la cosa più importante è che ha catturato 111 rimbalzi. Ecco, non riesce a chiudere l'azione la Virtus, che si schiera in campo con appunto la numero 4, la neo arrivata Gordana Bedalov. Poi abbiamo la numero 10 Sara Innocenti, la numero 11 Virginia Saba, la numero 18 Costanza Giorgi e la numero 20 Lidia Oppo. 2-0 il punteggio, 8,49 al termine della prima frazione di gioco. In possesso la numero 13 Russi, c'è ancora un canestro, 4-0 nel Milano. Tra l'altro c'è da segnalare l'assenza del capitano Silvia Gottardi, che non è arrivata neanche a Cagliari, e non c'è neppure Giulia Rossi, per quanto Giulia Rossi sia iscritta al referto. C'erano dei dubbi sulla numero 9 Federica Bottari, però Federica Bottari si è riscaldata regolarmente e anzi in questo momento è lei che è in possesso di palla. Sanga Milano in vantaggio 4-0, la Virtus ancora non è riuscita a esprimere il proprio gioco. Ecco il rimbalzo di Costanza Giorgi che innesca il contropiede della Virtus, Lidia Oppo per Virginia Saba per Giorgi, tiro dalla lunga distanza, però non va, il ferro impedisce il canestro alla Giorgi e la Virtus riprende palla con Virginia Saba, prova la bomba Virginia Saba, niente da fare, Bedalov non riesce a catturare il rimbalzo che invece è preda del lunghe della formazione milanese allenata da Franz Ugo Pinotti. Ancora un tentativo e ancora un bel canestro
Bella torsione da parte della numero 13 di Valentina Ruisi. Siamo 6-0 per la formazione, un bel inizio da parte della formazione ospite, però la Virtus cerca di rimediare. Adesso con Costanza Giorgi non va il suo tentativo, così come non è andato precedentemente quello di Bedalov. Nel frattempo il Milano realizza il suo ottavo punto, 8-0, 7 minuti al termine della prima frazione di gioco. Si riprende a giocare qui al Pala Restivo dopo il time out prontamente richiesto dal coach della Virtus Cagliari Nello Schieto, in considerazione del fatto che Milano è andato subito in fuga 8-0 dopo 3 minuti di gioco. C'è un cambio tra le file della Virtus, è uscita Lidia Oppo, è entrata il capitano Eleonora Fava. Nel frattempo c'è stato un errore da parte ancora di Costanza Giorgi. Nel frattempo vi dico anche il quintetto di Milano, che gioca con Bottari, Maffeini, Colli, Ruisi e Calastri. Per quanto riguarda Milano, da dire due cose: miglior realizzatrice della formazione lombarda è Giulia Maffeini, che ha realizzato finora 278 punti con 94 rimbalzi catturati. Ancora un tentativo da parte di Milano con la numero 10, appunto Maffeini. Seconda realizzatrice è appunto Silvia Gottardi, che questo pomeriggio non è qui a Cagliari, che è una guardia che ha realizzato 142 punti con 61 rimbalzi. E poi ancora Giulia Rossi, 136 punti e 61 rimbalzi. Ancora Milano in attacco, ancora un tentativo da 2 punti realizzato dalla numero 11, si tratta di Claudia Colli, e Milano si porta sul 10-0. Ancora Eleonora Fava, niente da fare, stasera è stregato il canestro della Virtus, è un fallo a metà campo commesso da Virginia Saba, che ha cercato di bloccare il contropiede di Claudia Colli. Primo fallo per Virginia Saba, rimessa per Milano, che cerca di trovare uno spazio, però non ci riesce. Ci prova adesso in contropiede la Virtus, ma Sara Innocenti, numero 10, Sara Innocenti della Virtus Cagliari, miglior realizzatrice della formazione cagliaritana con 226 punti realizzati, come subisce fallo, quindi c'è la rimessa ancora per la Virtus. Eleonora Fava proprio per Innocenti per Costanza Giorgi, palleggio per Giorgi, riceve Bedalov, ancora Eleonora Fava, niente da fare. Virginia Saba sbaglia praticamente da sotto un rigore, prova con un'azione comunque molto confusa da parte della Virtus. Sara Innocenti da 3, neppure lei riesce a trovare i 3 punti, neppure lei riesce a sbloccare la situazione. Sono 5 minuti 20 secondi al termine della prima frazione di gioco e la Virtus Cagliari non ha ancora assegnato. Il punteggio, ve lo ricordo, 10-0 da parte della formazione ospite, che ha realizzato 4 punti con Maffeini, 4 con Claudia Colli e 2 punti con Valentina Ruisi. Avanza Milano, prova a bloccare l'avanzata, la difesa ospite, ma è implacabile come del resto Claudia Colli, sesto punto per lei, e Milano si porta sul 12-0. Virtus che prova ancora una nuova azione d'attacco. Fava per Innocenti penetrazione, subisce fallo e non riesce a trovare la via del canestro. Non trova il canestro Sara Innocenti, però trova almeno un fallo, 2 tiri liberi che potrebbero a questo punto, a 4:45 dal termine del primo quarto, sbloccare la situazione.
Primo punto per la Virtus, lo segna Sara Innocenti dalla lunetta. Vediamo come va il secondo tentativo, anche il secondo va a canestro, quindi 12-2 al sesto minuto, 4:45 al termine. Chiama lo schema Bottari, la palla va a Calastri per niente, la palla è ripresa dalla Virtus, dalla difesa virtusina, ancora un contropiede, ancora un tentativo da 3 punti e stavolta Eleonora Fava non sbaglia. E il suo secondo tentativo dalla lunga distanza viene premiato e quindi la Virtus si porta sul 12-5 quando mancano 4 minuti al termine della prima parte. Ancora un buon lavoro da parte della difesa. Virginia Saba recupera il pallone, innesca il contropiede, anzi, come si usa a dire adesso, la ripartenza. Ecco i primi 2 punti realizzati con la maglia della Virtus Cagliari da parte di Gordana Bedalov e a questo punto la Virtus è pienamente in partita, 12-7 e il coach Pinotti è costretto a chiedere il time out. Si riprende a giocare qui alla Virtus Cagliari, terzo turno, ripeto, della pool retrocessione del campionato di Serie A2 femminile di basket. In campo la Virtus Cagliari che affronta la pallacanestro Sanga Milano. 4 minuti esatti al termine del primo periodo di gioco, la formazione a ospite è in vantaggio con il punteggio di 12-7. Formazione ospite che adesso si porta ancora in avanti con Maffeini. Maffeini viene toccata da Virginia Saba, se non sbaglio. Virginia Saba dovrebbe aver commesso il suo secondo fallo questo pomeriggio. Esatto, anche dal tavolo confermano, secondo fallo per Virginia Saba e 2 tiri liberi invece per la numero 10 Giulia Maffeini. Sbaglia il primo tentativo la miglior realizzatrice tra l'altro della formazione milanese durante il campionato con 278 punti realizzati. Vediamo come va il secondo invece entra a canestro, quindi sono 13 i punti di vantaggio di Milano. Ecco il tentativo, si libera bene al tiro con fisicità, con forza la neoacquisto Gordana Bedalov e la Virtus si porta realizza con Bedalov il suo 9° punto. Ancora Maffeini, contrastata da Bedalov, viene fermato, cioè il canestro viene realizzato da Maffeini, 15-9. Ancora Virtus in attacco, niente, perde palla Eleonora Fava, la recupera. Non siamo d'accordo con gli arbitri perché era proprio di fronte a noi, il piede di Eleonora Fava era praticamente dentro il campo, l'arbitro invece ha visto il contrario. Comunque la rimessa è ancora di Milano con la numero 13 Valentina Ruisi che passerà la palla a Federica Bottari e Bottari porta palla. Tentativo proprio di Bottari, il rimbalzo invece di Virginia Saba con grinta, con cattiveria, con tenacia la vice capitano della Virtus Cagliari recupera il pallone, adesso passa a Eleonora Fava, cerca di liberarsi al tiro, Costanza Giorgi ci prova dalla media distanza e Giorgi non fallisce. 11-15 per Milano che ha iniziato bene con 12-0, la Virtus non riusciva a segnare, invece dopo i 2 tiri liberi di Sara Innocenti la Virtus si è sbloccata e ha riaperto praticamente la partita. 15-11, Virtus ancora in attacco con Bedalov, ancora Giorgi, perdono palla le giocatrici della Virtus e c'è un fallo. Un tentativo di recupero del pallone da parte di Eleonora Fava viene sanzionato dagli arbitri, che ricordo sono i signori Andrea Capponi di La Spezia, Daniele Valleriani di Fiorentina. Ancora Maffeini in possesso di palla per Ruisi per Bottari al centro dell'area, dovrebbero essere 3 secondi.
però al centro dell'area Alessandra Calastri non sbaglia, tra l'altro subisce anche fallo, quindi ci sarà il canestro buono più un tiro libero supplementare a 1,55. Si lamenta nello skirru il coach della Virtus Cagliari con l'arbitro. Comunque Maffini ha realizzato, adesso ci sarà ancora un tentativo dalla lunetta, Maffini non sbaglia, quindi siamo a 18-11. Manca 1 minuto e 54 al termine della prima frazione di gioco. Virginia Saba in palleggio per Sara Innocenti, Giorgi per Bedalov che da sotto non lo dovrebbe sbagliare, così infatti non sbaglia e la Virtus realizza il suo 13° punto. Ancora un tentativo da parte di Maffini, stavolta bloccato dalla difesa cagliaritana. E ancora una bella palla, peccato per Costanza Giorgi, troppo sotto, non si è resa conto di essere troppo sotto il canestro, quindi ha tirato praticamente senza guardare dopo aver ricevuto un bel assist da parte del capitano Eleonora Fava. C'è un fallo stavolta, è il fallo commesso da Gordana Bedalov, dovrebbe essere il primo fallo per la Bedalov, così è infatti. C'è un cambio, entra Angela Dettori, esce Virginia Saba che ha tra l'altro sulle spalle i 2 falli commessi per Virginia Saba. Ancora la lunga del Milano, lunga di Milano, Alessandra Calastri sbaglia il suo primo tentativo della lunetta, ne avrà ancora un altro a disposizione. Non sbaglia invece il suo secondo personale. Milano ancora in vantaggio 19-13, però la Virtus nonostante tutto c'è. La Virtus ha rimediato a una situazione un po' difficile dopo 6 minuti di gioco, ripeto, era sotto di 12 lunghezze, 12-0, non aveva ancora segnato il primo canestro a 4,45, 2 tiri liberi di Sara Innocenti, dopodiché la Virtus ha trovato la via del canestro, ha segnato bene, ha segnato con caparbietà, così come lo ha fatto adesso Bedalov che realizza altri 2 punti, 19-15 per Milano quando mancano 40 secondi al termine del primo periodo di gioco. Ancora un tentativo maldestro da parte della dovrebbe essere Bottari, sì, così è infatti. La Virtus recupera subito palla e si porta subito in avanti con Angela Dettori per Giorgi, una bella triangolazione, prova Angela Dettori ma il suo tiro finisce fuori. Il rimbalzo è della Maffini porta palla, dovrebbe far finire l'azione con Milano in possesso di palla. Maffini da 3 va il suo tentativo proprio sulla sirena e porta a 22 i punti di vantaggio, scusate, a 22 i punti per Milano contro 15 della Virtus Cagliari. Giocare dopo il primo tempo qui dopo il primo quarto qui alla Virtus Cagliari, primo quarto che si è concluso con il vantaggio della formazione milanese per 22-15. Ancora pochi secondi, ne mancano 10, poi si riprenderà a giocare per la seconda frazione di gioco. La rimessa è affidata a Angela Dettori che verosimilmente passerà la palla a Sara Innocenti. Tutto pronto, si riazzera il cronometro e si riparte. Sara Innocenti in possesso di palla, Virtus che deve recuperare 7 punti a Milano. In palleggio Eleonora Fava per Bedalov, ancora Innocenti in palleggio per Dettori. Stanno per finire i secondi, ne mancano 5 al tiro. Bel movimento di Bedalov, ancora 2 punti per la Virtus Cagliari. 22-17 canestro di Bedalov, che si dimostra essere stato un ottimo acquisto da parte del presidente Riccardo Fava.
che in settimana ha dato il ben servito alla giocatrice, nel frattempo Angela Dettori in palleggio. Ancora Dettori per Costanza Giorgi, stanno per finire i secondi, ancora un canestro di Costanza Giorgi e la Virtus si porta sul 19-22 a sole tre lunghezze dalla formazione milanese. Dicevo che in settimana il presidente Riccardo Fava ha dato il ben servito a Maria Chiara Gambuzza, Milano perde palla nel frattempo e ha portato qui in Virtus due lunghe che in qualche modo vanno a ricoprire quel ruolo che è stato un po' il tallone d'Achille della Virtus quest'anno, quindi chiudendo il cerchio, e quindi a questo punto la Virtus Cagliari deve solo vincere per levarsi dalle posizioni che scottano della pool retrocessione. Attualmente la Virtus è ultima a 0 punti assieme alla Mercedes Alghero, ancora Bedalov, ancora 2 punti per la giocatrice croata. E la Virtus, quel che è importante, che la Virtus si trova a un solo punto dalla formazione lombarda. 22 per Milano che attacca in questo istante, 21 per la Virtus che difende, e difendendo commette anche un fallo nei confronti della numero 19 Alessandra Calastri. C'è un cambio, entra la numero 11. La numero 11 Claudia Colli, dovrebbe essere uscita la numero 13 la Ruisi. Realizza il primo tiro libero la Calastri, ancora un personale a disposizione della lunga della Sanga Milano. Sbaglia il secondo, il rimbalzo è di Bedalov che con i suoi 191 centimetri è indubbiamente un importante punto di riferimento sotto canestro, sia in attacco che in difesa. Ovviamente Bedalov non disdegna il tiro dalla media distanza, stavolta il suo tentativo fallisce, però Costanza Giorgi con caparbietà riesce comunque a conquistare e a recuperare il pallone. Ecco Giorgi in possesso di palla, subisce fallo da parte di Calastri, per lei ci saranno 2 tiri liberi a disposizione. Ottima l'impressione, ottima finora la prestazione delle due nuove arrivate in casa Virtus, Bedalov e Giorgi. Giorgi sbaglia il suo primo tentativo dalla lunetta, peccato, potevano essere 2 punti, soprattutto 2 tiri liberi che avrebbero portato al pareggio alla Virtus. Niente da fare, sbaglia anche il secondo, non è fortunata la giocatrice toscana. Ripeto, dal 2010 al 2014 tra le file della Mercedes Alghero. La rimessa è ancora del Milano dopo che la Virtus ha buttato fuori il pallone. Sbaglia Maffeini, rimbalzo della Virtus Cagliari che prova ancora ad attaccare questa difesa milanese. Si gira bene Bedalov, stavolta il suo tentativo non è fortunato, però non si blocca e riesce comunque la giocatrice croata a recuperare anche il rimbalzo, e quindi ancora un possesso della Virtus Cagliari. Ancora Sara Innocenti in palleggio per Eleonora Fava. Da 3 Eleonora non va il suo tentativo dai 6,75. C'è una ripartenza da parte di Milano che fa girare velocemente palla. Ancora Calastri al centro dell'area, prova a sfondare, ma c'è un fallo fischiato alla numero 4, alla Bedalov. Per lei si tratta del suo secondo fallo. Si lamenta ancora una volta nello Schirru in panchina, e ancora una volta la Calastri non sbaglia dalla lunetta. Ancora un tentativo per lei, ancora un errore, viaggia con praticamente il 50%, però stavolta Milano è riuscita a recuperare il pallone. Ancora
Tentativo di Milano ancora con la numero 22, il suo pallone, il pallone del Trianti è stato deviato sul fondo del campo da parte di Angela Dettori. Ancora no, sono finiti i secondi, però la palla comunque è stata conquistata dalla Virtus. Sara Innocenti, penetrazione, 2 punti per Sara Innocenti. C'è stato un fischio, 2 punti, tutto regolare. 23 per la Virtus Cagliari, 24, un solo punto separa la formazione cagliaritana dalle avversarie di Milano. Virtus che deve assolutamente vincere per cercare di staccarsi dall'ultimo posto in classifica. Ancora una bomba, stavolta a realizzarla è la numero 11 Claudia Colli. 27-23, Angela Dettori ci prova dalla 6,75 e arriva la replica di Angela Dettori. 26-27, bella partita stasera qui alla Pala Restivo di Cagliari. Virtus Cagliari 26, Sanga Milano 27, un solo punto separa la Virtus da Milano. Ci riprova, stavolta il suo tentativo non finisce a canestro, però il pallone prima scagliato da Colli viene recuperato dalla difesa milanese. C'è un time out e il time out lo chiede Nello Schirro. Si riprende a giocare qui alla Virtus Cagliari, vi ricordo il parziale che vede la formazione milanese in vantaggio per 27-26 a 5 minuti dal termine della seconda frazione di gioco. Milano in attacco con Maffeini per Trianti, non va il tiro di Trianti, quindi la palla finisce fuori e viene recuperata dalla Virtus Cagliari. Riesce proprio Trianti in questo istante, coach Pinotti prova a muovere le carte in tavola ed entra la numero 15, si tratta di Alice Taverna. Sara Innocenti per Angela Dettori cerca di far girare palla, chiede palla e la ottiene Eleonora Fava, prova da 3 Eleonora, non va il suo tentativo. Ancora un recupero da parte della Virtus Cagliari e ancora un recupero da parte di Costanza Giorgi che chiedeva disperatamente il pallone, era libera sotto canestro, non è stata vista dalle compagne. Angela Dettori per Bedalov, 2 tiri liberi perché si libera bene al tiro, però viene bloccata dalla difesa fallosa da parte della Calastri. Stavolta a protestare l'allenatore Pinotti, secondo fallo per Calastri e 2 tiri liberi per Gordana Bedalov. Tra l'altro Gordana Bedalov finora ha realizzato 12 punti con 6 su 9 da 2 e 0 su 1 da 3. Si stanno lamentando per il gioco piuttosto rude da parte della Virtus, soprattutto in difesa, la panchina milanese. Sbaglia Bedalov il suo primo tentativo, vediamo come va il secondo. Sbaglia anche il secondo, non è fortunata la Bedalov nei tiri liberi, 0 su 2, così come 0 su 2 ha fatto Costanza Giorgi. Ancora Maffini per la numero 19, c'è il fallo, Alessandra Calastri. Il fallo lo commette Sara Innocenti. Non ci sono 2 tiri liberi, quindi a 4,44 la rimessa è ancora per Milano. La Virtus Cagliari sta difendendo in maniera molto dura nel tentativo di bloccare le incursioni. Ecco, ci è riuscita quasi a prendere palla, c'è una palla contesa, la freccia è per Milano, quindi ancora Milano avrà il possesso di palla. L'aveva persa quasi conquistata, l'aveva persa Milano e quasi conquistata la Virtus, invece c'è stata una palla contesa, quindi Milano avrà di nuovo il possesso. Nel frattempo, mentre si asciuga il campo, vi do i tabellini dei primi 16 minuti. Bedalov nella Virtus 12 punti, 3 punti per Eleonora Fava,
4 punti per Sara Innocenti, 3 punti per Angela Dettori e 4 punti per Costanza Giorgi. Dall'altra parte Maffeini 10 punti, Colli 9 punti, Ruisi 2 punti e 6 punti per Alessandra Calastri. Tra l'altro Virtus che sta dominando i rimbalzi, 22 contro i 14 conquistati dalla formazione lombarda. Lombarde che comunque vanno al tiro con Maffeini, stavolta Maffeini non è fortunata. Innocenti per Fava, Fava passa la palla a Innocenti che dalla lunga distanza, quasi dai 7 metri, Sara Innocenti trova la bomba che vuol dire il sorpasso. 29-27. Bomba di Sara Innocenti, la replica è affidata alla numero 13 Valentina Ruisi che non sbaglia dai 6,75 e riporta in vantaggio una sola lunghezza 30-29 Milano dalla Virtus Cagliari. Milano che conquista, poi perde palla. Angela Dettori al tiro sbaglia, Angela Dettori non è fortunata ultimamente le giocatrice del CUS Cagliari, Angela Dettori, tra l'altro vice cannoniere della Virtus Cagliari, seconda in classifica con 148 punti e 123 rimbalzi conquistati. Angela Dettori riceve palla, Bedalov sotto canestro, non sbaglia, Virtus di nuovo in vantaggio, 31-30. 31-30 per la Virtus Cagliari, 3 minuti e 21 secondi, 14° punto di Bedalov è quello che consente alla Virtus di riportarsi nuovamente in vantaggio. C'era passata prima con una bomba di Sara Innocenti, 29-27. Adesso siamo sul 31-30, 3 minuti e 12, difende la Virtus. Calastri fa girare palla, prova, la palla è preda della difesa, cioè dell'attacco milanese. Ancora Colli in palleggio, Calastri per Maffeini e Maffeini da sotto è implacabile. Ottimo elemento questo Maffeini, molto presente sul campo. Ottimo attacco da parte di Milano. Adesso ci riprova Eleonora Fava da 3, non va, la palla la recupera Angela Dettori per ancora Eleonora Fava, ancora un tiro da 3, ancora un errore, ancora un rimbalzo stavolta però è delle ragazze di Milano, però sbaglia Milano, recupera Angela Dettori dalla propria difesa appunto. Sara Innocenti è pronto sul cubo il cambio per la Virtus Cagliari, dovrebbe entrare Lidia Oppo. Sara Innocenti, Eleonora Fava non va, scivola Angela Dettori, peccato, poteva andare a recuperare lei il pallone. Eleonora Fava sbaglia un altro tentativo dalla linea dei 6,75, ancora però non sbaglia la numero 13 Valentina Ruisi, per lei ancora un'altra bomba, quella che porta a +4. 31-35, è 1,42, porta a +4, dicevo, Milano. Fava per Bedalov, Bedalov si gira, la palla viene toccata dalla Calastri, c'è il cambio, esce sì, Eleonora Fava, entra Lidia Oppo. Eleonora Fava esce dal campo con solo 3 punti realizzati e una percentuale piuttosto altina dalla linea dei 6,75 con 1 su 8. Lidia Oppo alla rimessa Innocenti, troppo lungo il suo tentativo. La palla è recuperata dalla Taverna per Maffeini, supera la metà campo Maffeini. Colli ancora per Ruisi cerca una compagna libera tra Colli e la numero 15 Taverna. Il suo pallone finisce sul fondo per una nuova rimessa, per un nuovo attacco della Virtus Cagliari. Angela Dettori per Sara Innocenti, Lidia Oppo cerca la metà campo, viene contrastata in maniera un po' rude da parte della Taverna, perde palla Lidia Oppo.
si lamenta ancora una volta nello Schirru. Gli arbitri non hanno visto un fallo, quindi hanno dato la rimessa a Milano. Milano ancora con Taverna e Taverna non sbaglia. Lì c'è Taverna, i suoi primi 2 punti, 31-37 per Milano, che si stacca nuovamente, 6 punti di vantaggio. La Virtus era passata in testa per 2 volte, 31-30 e 29-27, prima con Sara Innocenti, poi con Gordana Bedalov. 34 secondi al termine della seconda frazione di gioco, quindi si andrà al riposo lungo con la Virtus Cagliari in ritardo, 31-37. I primi 2 tentativi, stavolta Bedalov realizza il primo canestro, ne avrà ancora un'altra a disposizione di libero, non sbaglia neppure il secondo. Una buona mano anche dalla lunetta. Sono 16 punti finora i punti realizzati dalla Bedalov, 33-37, 24 secondi, praticamente ci avranno 10 secondi le ragazze della Virtus per chiudere l'azione. Fallo è commesso da Angela Dettori. Angela Dettori commette il suo secondo fallo. Ci sarà ancora la rimessa per Milano, non ha ancora il bonus. 4 falli commessi dalla Virtus, 3 falli commessi invece da Milano. 14 secondi, Maffini in palleggio, vuol far chiudere l'azione per Milano. Ancora Maffini in palleggio, Maffini al tiro, sbaglia, un secondo, Lidia Oppo, tentativo dalla lunghissima distanza che non va. Si chiude così il secondo quarto qui alla Pala Restivo. La formazione del Sanga Milano è in vantaggio per 37-33. Eccoci qua per il terzo quarto del match qui alla Pala Restivo di Cagliari tra la Virtus Cagliari e Milano. Primi 2 quarti che si sono chiusi con la formazione lombarda in vantaggio per 37-33. Vi leggo velocemente i tabellini dei primi 20 minuti di gioco. Virtus Cagliari, Bedalov con 16 punti, 3 punti Eleonora Fava, 7 Innocenti, 3 punti Angela Dettori e 4 punti Costanza Giorgi. Dall'altra parte Giulia Maffeni, 12 punti, Claudia Colli 9 punti, 8 punti per Valentina Ruisi, 2 punti per Alice Taverna e 6 punti per Alessandra Calastri. Mancano 22 secondi all'inizio della terza frazione di gioco. Una Virtus Cagliari che ha iniziato male la partita, andando pesantemente sotto per 12-0. C'è stato il recupero dopo, grazie anche a una buona prova dei 2 nuovi acquisti, Bedalov e Costanza Giorgi. La Virtus ha recuperato, si è portata in ritardo 22-15 al termine dei primi 10 minuti di gioco. Nel secondo quarto l'azione offensiva della Virtus è stata più incisiva. Cagliaritane che sono passate in vantaggio a metà del secondo periodo con una bomba prima di Sara Innocenti 29-27, poi con Bedalo 31-30. Nel finale c'è stato un nuovo allungo da parte di Milano che ha chiuso appunto sul 37-33. Si riparte, palla alla Virtus per la rimessa. È tutto pronto. Molto giovane la formazione lombarda. Ecco che Sara Innocenti riceve palla e si riparte per la terza frazione di gioco. Giorgi per Bedalov palleggio al centro dell'area, passa a Lidia Oppo per Giorgi dalla media distanza, non va il suo tentativo. Il rimbalzo è della difesa ospite. Ancora con Maffini. Ecco la numero 13 da 3, precisissima stasera Valentina Ruisi, per lei 11 punti, ma quel che conta è che ha una buona percentuale nel tiro da 3 su 3. E questo canestro è quello che mette
però c'è stata subito la replica da parte di Bedalov. 35-40, 9 minuti al termine della terza frazione di gioco. L'attacco di Milano con Calastri passa una compagna, tentativo di recupero da parte di Lidia Oppo, non va, Sara e Costanza Giorgi recupera, poi perde palla, ancora Calastri al rimbalzo, Lidia Oppo le ruba palla, ma l'arbitro fischia una palla a 2. Lidia Oppo aveva recuperato palla. Comunque la rimessa è ancora per Milano con Ruisi per Bottari per Maffeini. Ancora Bottari, mancano 4 secondi al tiro e Bottari non fallisce. Molto precisa la formazione milanese, che ha chiuso il primo tempo con il 43%, 10 su 23 e il 50% da 3 con 4 su 8. La Virtus Cagliari invece i primi 20 minuti li ha chiusi con il 42% da 2 punti e con 10 su 24 e il 25%, 3 su 12 dalla linea dei 6,75. Il punteggio 42 per Milano, 35 per la formazione cagliaritana. Virginia Saba in campo al posto di Angela Dettori. E si riprende con Milano in palleggio con Bottari cerca una compagna libera, la trova in Maffeini, penetrazione, no, non va, però ancora una volta Maffeini recupera il pallone. Ancora Milano al tiro con Maffeini, ancora un errore da parte della guardia avversaria. 42-35, Virtus in possesso di palla con Virginia Saba, strappa il pallone Bottari e vola in contropiede e ancora una volta strappa il pallone invece dall'altra parte Sara Innocenti, ma mettendo anche il piede sulla linea, quindi la rimessa sarà ancora per Milano. Bottari per Colli, tentativo di Colli, non va, il pallone è recuperato c'è un fallo fischiato dall'arbitro, il signor Valeriani, nei confronti di Costanza Giorgi, che ha spinto Alessandra Calastri. Calastri è finita contro le protezioni del campo, quindi c'è stato l'intervento del medico. Intervento del medico da parte del medico Stefano Murtas. Tutto a posto, solo un piccolo spavento per quanto riguarda Alessandra Calastri. Il possesso di Milano, infatti dovrebbe essere di Milano perché è stato assegnato un fallo. Così è infatti, quindi si riprende a giocare con Milano in possesso di palla. 42-35, 7 minuti e mezzo al termine del terzo periodo di gioco. C'è un cambio, esatto, perché c'è stato l'intervento del medico, quindi c'è il cambio per Alessandra Calastri, quindi entra in campo la numero 15, ma sarà un cambio velocissimo. Alice Taverna. Comunque si riprende a giocare Bottari proprio per Maffeini ancora un fallo, stavolta ha fischiato, assegnato a
Sara Innocenti, dovrebbe essere così, esatto, Sara Innocenti commette fallo. Una fase un po' confusa della partita. Comunque Milano in attacco con Ruisi per Bottari per Maffeini, penetrazione, stavolta Maffeini viene bloccata da Costanza Giorgi e la Virtus finalmente in attacco con Virginia Saba. Fallo, c'è un fallo e stavolta a commetterlo è la numero 15 Alice Taverna, ha commesso fallo nei confronti di Gordana Bedalov. Per Taverna si tratta del suo primo fallo questo pomeriggio qui alla Virtus Cagliari. Bedalov in palleggio per Giorgi, Giorgi cerca una compagna libera, passa la palla a Bedalov, Bedalov ancora una volta subisce fallo e ancora una volta è la numero 15 Alice Taverna. Ovviamente c'è molta difficoltà, la differenza in centimetri è notevole, l'unica che la poteva in qualche modo contrastare era Alessandra Calastri, ma Alessandra Calastri in questo momento è in panchina dolorante ad un polso, c'è il time out e stavolta a richiederlo è il coach di Milano Pinotti. Si riprende a giocare qui al Pala Restivo di Cagliari, 42-35, Milano in vantaggio, Milano che stavolta sta difendendo la sua area. C'è ancora una volta l'intervento di del medico di Stefano Murtas in quanto una giocatrice di Milano è a terra, dovrebbe avere subito un colpo. Nel frattempo è rientrata a Calastri, quindi un po' il settore lunghe di Milano si è completato. Nel frattempo canestro di Bedalov, ancora un canestro, sono 20 punti per lei, 9 su 12 al tiro, 0 sono da 3, 2 su 4 nei liberi, una buona prestazione indubbiamente da parte della giocatrice arrivata in settimana, la giocatrice croata arrivata in settimana a rinforzare la difesa cagliaritana. Ancora un tentativo da 3 punti, stavolta ci prova Federica Bottari, il suo tiro non ha un esito felice. Nel frattempo ancora in terra vicino alla propria panchina una giocatrice che non riusciamo a vedere chi sia, c'è il medico Stefano Murtas della Virtus Cagliari che la sta controllando. Comunque Lidia Oppo non va il suo tiro, Costanza Giorgi 2 punti, la Virtus va a 39 contro i 42 di Milano, ancora 3 punti separano le due formazioni. Buono attacco da parte della Virtus Cagliari che adesso difende. Lidia Oppo prova il suo tentativo, la numero 13 di Milano Ruisi non va, la palla comunque è ancora nelle mani della Virtus Cagliari che per un attimo l'aveva persa. Scivola la Bedalov, peccato perché era una nuova azione d'attacco da parte della Virtus Cagliari, però Bedalov è scivolata e ovviamente l'arbitro è stato costretto a fischiarle l'infrazione di passi. 5 minuti 31 secondi al termine della terza frazione di gioco, 42 punti per Milano, 39 per la Virtus Cagliari che adesso cerca di difendere il proprio canestro dalle incursioni della formazione milanese. Si riprende a giocare, chiama lo schema la Bottari e c'è un fallo fischiato a Costanza Giorgi. Costanza Giorgi nel tentativo di bloccare il tiro di Bottari le ha preso il braccio, giusta l'interpretazione arbitrale, terzo fallo per Costanza Giorgi.
e 2 tiri liberi invece sono a disposizione per Federica Bottari. Vediamo come va il suo primo tentativo dalla lunetta. È positivo il suo tiro libero, vediamo la sua seconda possibilità. Sbaglia il suo secondo tentativo, ma Maffeini recupera il pallone. Peccato, perché la palla poteva essere tranquillamente presa dalle giocatrici della Virtus Cagliari. Maffeini al tiro, stavolta Costanza Giorgi non si fa pregare, conquista il suo rimbalzo, conquista il pallone. Sara Innocenti, Virginia Saba, Giorgi si libera al tiro, non va il tiro, però non riesce a realizzare i 2 punti. La difesa avversaria recupera il pallone, ancora Colli, penetrazione, quarto fallo di Costanza Giorgi. Si complica un po' la situazione sotto le planche da parte della Virtus Cagliari. No, dovrebbe essere il quarto, però gli arbitri, dal tavolo, dicono che il fallo è il terzo. Evidentemente prima il fallo è stato dato a Sara Innocenti. Nel frattempo la numero 11 Claudia Colli realizza il primo dei 2 personali a disposizione. Ne avrà ancora ovviamente un altro. 39 per la Virtus, 44 per Milano che ancora una volta recupera un pallone. Fortunata la formazione lombarda, che riesce a recuperare e a segnare con Colli. 46 Milano, 39 la Virtus. 4 minuti e 24 secondi al termine del terzo periodo di gioco. Tentativo da 6,75 di Virginia Saba, non va. Si è un po' disunita in questo terzo quarto la Virtus Cagliari. Milano ha aumentato il ritmo, la Virtus in difesa, e stavolta c'è un tentativo anche fortunoso da parte della numero 13 Valentina Ruisi, che si fa aiutare dal tabellone, realizza la bomba del +10, 49 a 39, 3 minuti e 44. Ancora un possesso recuperato, ancora una palla recuperata da Milano, e ancora la Virtus non riesce a recuperare il suo pallone e stavolta è costretto nello Schirru a chiamare il time out. Si riprende qua la Virtus Cagliari, 49 a 39, 3 minuti e 34 al termine della terza frazione di gioco. Virtus Cagliari in difficoltà in questi ultimi minuti, con Milano che con determinazione ma anche con un pizzico di fortuna è riuscita in qualche modo ad allungare il passo e soprattutto ad allungare nel punteggio, portando a 10 sui punti di vantaggio. Massimo vantaggio, vi ricordo, è stato al terzo minuto del primo tempo, al terzo minuto del primo tempo, con Milano che si è portata sul 12 a 10, 12 punti di vantaggio, massimo vantaggio fatto registrare dalla formazione lombarda. Adesso sono solo 10 le lunghezze che separano la Virtus Cagliari dalla Sanga Milano. Virtus che comunque ha cercato di riordinare le idee grazie anche al time out chiesto da Nello Schirru. Ancora una palla toccata dalla numero 13 Valentina Ruisi, 4 su 4 nei tiri pesanti. È un buon, ecco la Ruisi che ruba palla, va in contropiede e porta a 12 stavolta i punti di vantaggio, 39 a 51. La Virtus Cagliari ancora in difficoltà, non riesce a trovare la via del canestro, si scivola tantissimo sul campo, sempre nella stessa posizione di prima, si scivola tantissimo.
gli arbitri chiamano i due coach a rapporto, vediamo cosa stanno dicendo. Si scivola molto da quella parte, evidentemente gli arbitri stanno dicendo che forse è il caso di sospendere la partita. Vediamo. Ma c'è tutta questa umidità, c'è questa umidità che poi si scivola solo là. Vabbè, non so cosa fare, aspettiamo. Ci mancava anche questo, cazzo. Dopo 5 minuti di sospensione per motivi di umidità le ragazze scivolavano da una parte del campo, quindi si riprende a giocare. Virtus che cerca di recuperare, 51-39. Lidia Oppo in palleggio, prova Eleonora Fava, scusate. Angela Dettori al rimbalzo, tocca anche la Bedalov, la palla finisce fuori. La Virtus non riesce a ragionare, non riesce a recuperare, eppure il tempo è abbastanza per poter recuperare questa partita. Manca ancora un intero quarto, più 2 minuti e 40 secondi della terza frazione di gioco. Calastri in possesso di palla per Bottari per Colli perde palla, recupera Angela Dettori, ancora Angela Dettori in maniera molto maldestra la consegna alle avversarie che non si fanno pregare e realizzano ancora con la numero 11 Claudia Colli. Massimo vantaggio 39-53 quando mancano 2 minuti e 12 al termine della terza frazione di gioco. Virtus in possesso, Virginia Saba, Sara Innocenti da 3, non va, recupera Maffeini, contropiede per Milano che vuole chiudere qua la pratica con la Virtus Cagliari. Maffeini in palleggio per Bottari prova finta il tiro da 3, ancora Maffeini, penetrazione è bloccata dalla difesa della Bedalov e la palla finisce fuori, quindi ancora una possibilità da parte della Virtus per cercare di recuperare questa partita. Bedalov sotto canestro, segna facilmente la giocatrice croata il suo 22esimo punto. Ottima la prestazione della croata questo pomeriggio all'esordio con la maglia della Virtus Cagliari, però ciò non basta per qualche modo. Ottima invece anche il recupero da parte di Sara Innocenti, dicevamo non basta la buona prova da parte di Bedalov che prova adesso a liberare al tiro Angela Dettori, ma il suo assist viene intercettato dalla difesa della numero 11 Claudia Colli. Ancora 12 secondi per chiudere l'azione d'attacco da parte della Virtus Cagliari. Virginia Saba in possesso, prova penetrazione, non va il suo tentativo, veloce il passi, infrazione di passi non sanzionata, non vista dall'arbitro, e Maffeini finisce ancora anche lei, così come era successo con Calastri,
sui tabelloni pubblicitari qui alla Pala Restivo. Tutto a posto, non è successo praticamente niente. Si rialza in piedi la Maffeini. Cambio, esce Maffeini, c'è stato l'intervento del medico, quindi ancora una volta Maffeini esce ed entra chiede lumi il coach Pinotti. Entra la numero 15, si tratta di Alice Taverna, e lei il cambio per la Maffeini, che tra l'altro aveva subito fallo, quindi 2 tiri liberi li dovrà tirare la Taverna. Sbaglia il primo tentativo. Ne ha ancora un altro a disposizione Taverna. Sbaglia anche il secondo. Bedalov al ribalzo. Sara Innocenti, nuova azione d'attacco della Virtus. Vediamo se la Virtus riesce in qualche modo a recuperare, ma Angela Dettori ancora una volta perde palla. Cambio, entra Maffeini, ovviamente esce Taverna. Molta pressione da parte della difesa avversaria. Ogni volta che la Virtus si affaccia nell'area di Milano, le ragazze milanesi sono molto guardinghe. Gioca e segna, gioca di fisico la Maffeini. A subirne le conseguenze sembrerebbe Virginia Saba, che accusa la Maffeini di averla colpita con una gomitata. Comunque sta di fatto che la Maffeini ha trovato il canestro del 55esimo punto per la sua squadra, contro i 41 realizzati dalla Virtus Cagliari. Innocenti per Saba. Innocenti ancora riceve dal vice capitano Lidia Oppo, da 3 non va il suo tentativo, recupera il pallone da Bedalov. Buon rimbalzo della Bedalov, l'unica che in qualche modo da parte della Virtus Cagliari riesce a contrastare le iniziative avversarie, ma da sola ovviamente non può fare tanto. 22 punti finora realizzati, 10 su 13 da 2, 0 su 1 da 3. Dalla lunetta non è molto precisa, adesso ha un 2 su 5. Vediamo come va il suo secondo tentativo dalla linea del tiro libero. Il secondo, con un pizzico di fortuna, entra dentro. 23 quindi punti per la Bedalov. Scatenata Maffeini, che tenta negli ultimi secondi del quarto di realizzare i 2 punti. Finisce qua la terza frazione di gioco con Milano in vantaggio per 55-42. Ultima frazione di gioco qui alla Pala Restivo, nel match tra la Virtus Cagliari e Milano. Terzo quarto che si è chiuso con la formazione milanese in vantaggio per 55-42. Siamo pronti per la ripartenza, per l'avvio degli ultimi 10 minuti di gioco. Possesso della Virtus, che riprende a giocare. Sara Innocenti per Lidia Oppo. Virginia Saba in possesso di palla, la passa stavolta gli arbitri finalmente vedono un fallo nei confronti di Costanza Giorgi. Vi leggo brevemente, anzi velocemente, i tabellini dei primi 30 minuti di gioco. Bedalov 23 punti, 3 punti per Eleonora Fava, 7 punti per Sara Innocenti, 3 punti per Angela Dettori e 6 punti per Costanza Giorgi. Per quanto riguarda Milano, 3 punti per Bottari, 14 Maffeini, 14 Colli, 16 Ruisi, 2 per Taverna, 6 per Calasti. Ruisi 4 su 4 dalla linea dei 6,75. E lei in possesso di palla in questo istante la passa a Bottari per Maffeini,
Bottari ancora, 3 secondi al tiro e Bottari non sbaglia. Bottari non sbaglia. Bottari non sbaglia, la Virtus alla rimessa. 57-42, Virginia Saba in possesso di palla, ancora un tentativo per Costanza Giorgi, tenta Costanza Giorgi pur marcata in maniera molto determinata da parte della difesa avversaria. Costanza Giorgi subisce fallo, vediamo cosa gli arbitri un arbitro si è posizionato di fronte al tavolo degli ufficiali di campo. Si stanno riposizionando il cronometro dei 24 secondi. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Ok, rimesso a posto il cronometro dei 24 che sono stati riportati a 14. Sara Innocenti, dopo aver ricevuto palla da Lidia Oppo, ancora per Costanza Giorgi, non va il tentativo di Costanza Giorgi. 3 su 11 per la lunga toscana. Difende la Virtus, Virginia Saba contro Bottari, ancora Maffeini, cercano e c'è un fallo, stavolta a commetterlo è stata Sara Innocenti. Un fallo fischiato a Sara Innocenti, questi arbitri stasera stanno un po' fischiando a corrente alternata. Riprende Milano con Colli, penetrazione, scarica sotto per Maffeini e Maffeini non si fa pregare e soprattutto Maffeini non sbaglia il suo 16° punto, 6 su 18 scusate, per Maffeini al tiro, ma quel che conta è che Milano è in vantaggio in maniera anche molto pesante, 59-42 a 8 minuti dal termine della partita. Ancora un fallo commesso nei confronti di Costanza Giorgi. Entra Beatrice Mastio. Entra Beatrice Mastio al posto di Lidia Oppo. Sara Innocenti stoppata da Colli e la Calastri recupera il pallone in palleggio, ma la palla è toccata da Costanza Giorgi e poi da Virginia Saba, che realizza altri 2 punti per la Virtus Cagliari e portando 44. Ancora un fallo, stavolta a commetterlo è proprio Virginia Saba, che aveva realizzato poco prima il 44° punto per la Virtus Cagliari. 59-44 il risultato. La rimessa è di Ruisi per Bottari per Colli da 3, sbaglia Colli, ma Maffeini ancora lei è proprio sulla partita, non riesce a non stare sotto canestro, a recuperare anche palloni, quindi brutto pallone. Stavolta il primo errore brutto, tra l'altro, di Gordana Bedalov, che consegna palla agli avversari e Maffeini da sotto non sbaglia ancora una volta. Sono 18 i suoi punti e praticamente Milano sta andando via, 61-44. La Virtus non riesce più a segnare, la Virtus ancora una volta bloccata, ancora una volta palla persa dalla Virtus Cagliari. Virginia Saba la butta nel tentativo di passarla proprio alla Bedalov. Entra in campo un nuovo playmaker, stavolta è il turno di Valentina Mura, esce invece Virginia Saba. Partita tutto a cuore karate per Virginia Saba, ma non è servito questo pomeriggio. Per lei
solo 2 punti, 1 su 5 da 2, 0 su 2 da 3, 7 rimbalzi e 3 falli. Vediamo Valentina Mura che aveva ben giocato la partita d'esordio con la maglia della Virtus contro l'Astro, partita persa dalla formazione cagliaritana per 61-48. Virtus che anche la settimana scorsa ha perso in casa contro Civitanova per 71-59. Nel frattempo ancora un'altra palla recuperata dalla Virtus, ancora Maffeini, e Maffeini non sbaglia, è proprio una vera e propria spina nel fianco da parte della difesa cagliaritana. Maffeini, 20 punti per lei, 65-44. Fallo commesso nei confronti di Costanza Giorgi da parte della numero 12 Carlotta Falcone. Due tiri liberi per Costanza Giorgi. Sbaglia il primo tentativo dalla lunetta Giorgi, vediamo come andrà il suo secondo tentativo. Realizza il secondo libero Costanza Giorgi. Virtus che ai tiri liberi ha un 6 su 11 contro un 7 su 16 fatto registrare dalla formazione milanese. Maffeini in palleggio, Colli. Ancora un fallo fischiato. Stavolta è Costanza Giorgi che viene beccata dall'arbitro. Dovrebbe essere il il quinto fallo per Costanza Giorgi, che finisce così la sua... No, scusate, non era Costanza Giorgi ma era Sara Innocenti. Esatto, Sara Innocenti aveva 4 falli. Abbiamo interpretato male il fischio arbitrale. Sara Innocenti finisce così la sua partita questa sera con 7 punti, 1 su 3 da 2, 1 su 2 da 3, 2 su 2 nei tiri liberi. Segna con estrema facilità Valentina Ruisi, un'altra che comunque ha dato del filo da torcere alla formazione cagliaritana, soprattutto nei tiri pesanti. 4 su 4 per lei dai 6,75. Ancora Valentina Mura in palleggio, Virginia Saba, canestro di Bedalov che aveva recuperato palla al centro dell'area, si è girata, ha tirato, ma ha subito fallo anche da parte della numero 19 Calastri. Per Calastri si tratta del suo quarto fallo per Alessandra Calastri, e 2 tentativi della lunetta per quanto riguarda invece la Bedalov. No, scusate, era un tentativo perché aveva realizzato anche il canestro. Anche un'altra infrazione non vista dagli arbitri stasera, davvero mediocri. C'è un cambio tra le file di Milano, esce la numero 11 Colli, entra la numero 22 Giulia Trianti. Chiama lo schema Valentina Mura, cerca di bucare la difesa avversaria. Virginia Saba comunque recupera palla a 6,75, non trova la possibilità di andare al tiro, ci prova invece Costanza Giorgi, recupera la Virtus Cagliari con Valentina Mura. Virginia Saba al tiro da 3, non va, recupera non va il tiro da sotto della Bedalov che aveva recuperato palla sotto canestro, contropiede di Milano, e ancora lei, Giulia Maffeini, non sbaglia, 24 punti, miglior realizzatrice della sua squadra e della partita finora, perché 23 punti li ha realizzati invece nella Virtus Cagliari, scusate, la Bedalov. ...48 per la Virtus che difende, 69 per Milano a 4 minuti e 24 secondi alla termine della partita. Fallo. Si è sentito chiaramente il fallo di Costanza Giorgi.
E per la Giorgi si tratta del quarto personale questo pomeriggio. In possesso di palla Milano è beccata anche Virginia Saba. Quarto fallo anche per il vice capitano della Virtus, che manda in lunetta la numero 12 Carlotta Falcone. Sbaglia il primo tentativo Falcone. Sbaglia anche il secondo. Nessuno prende il rimbalzo, ci prova adesso e ci riesce la Bedalov per Mura per Mastio, Mura, finta il tiro da 3, prova Virginia Saba da 3, non va, troppo corto, la palla finisce sul ferro e poi viene presa dalle ragazze di Milano che si liberano facilmente della guardia da parte delle avversarie. Ancora Maffeini nel palleggio, scarica per la numero 22 Trianti. Nel frattempo però la palla è in possesso della Virtus Cagliari, anzi finisce sul fondo. L'ultima a toccare è una giocatrice di Milano. Mastio subisce fallo e a commetterlo è Carlotta Falcone. Beatrice Mastio subisce fallo, va in lunetta per 2 tiri liberi. Realizza il primo tentativo Beatrice Mastio, primo punto per Mastio, vediamo se riesce a fare anche il secondo e ci riesce. 69-50, 3 minuti e 28 al termine della partita. Sono davvero poche le speranze della Virtus Cagliari di recuperare questo incontro. Ancora Maffeini scatenata questo pomeriggio alla pala restivo. Maffeini che tra l'altro è miglior realizzatrice della sua squadra, un ottimo elemento sicuramente. Lei per ora ha 24 punti realizzati. Si gira Costanza Giorgi, non va il suo tentativo e ancora un contropiede, scoperta la difesa virtusina e nonostante il tentativo di recupero da parte di Bedalov, la numero 13 Valentina Ruisi realizza il suo 20° punto, portando a 71 il bottino per quanto riguarda la Sanga Milano. Virginia Saba sotto mano non va, Bedalov al rimbalzo, Mastio da 2, non va neanche il tentativo di Beatrice Mastio. Sbaglia tanto la Virtus, percentuali davvero impossibili, 16 su 40 da 2 per quanto riguarda le cagliaritane, 3 su 18 da 3, 9 su 15 da 2. Per quanto riguarda Milano, 22 su 44 da 2, 6 su 13 da 3, 7 su 18 dalla lunetta. Ancora Milano al tiro, non va il tiro della numero 13 Ruisi, stoppata da Beatrice Mastio. Penetrazione della 12, fallo. Il tentativo di terzo tempo è di Carlotta Falcone, il fallo, il quinto, è di Costanza Giorgi che finisce la sua partita con 7 punti all'attivo, 3 su 14 da 2, 1 su 4 dalla lunetta, 9 rimbalzi totali. La cosa strana è che la Virtus ha vinto la gara, diciamo, ai rimbalzi, catturandone finora 45 contro i 35 di Milano. Milano è stata più precisa sicuramente. È questo che praticamente ha consentito alla formazione lombarda di acquisire un importante vantaggio al rientro, soprattutto dal riposo lungo. Evidentemente le indicazioni date dal coach Pinotto sono state recepite in pieno dalle giocatrici avversarie, cosa che non è accaduta invece per quanto riguarda la Virtus Cagliari, che è rimasta in partita, diciamo, per 2 quarti. Poi nel terzo periodo di gioco Milano ha dato una scossa al suo gioco, Milano ha in qualche modo allungato il passo, favorita anche dalla
giornata di grazia di Giulia Maffei, per lei 24 punti realizzati. Non è bastata alla Virtus Cagliari l'innesto delle due lunghe di Gordana Bedalov e di Costanza Giorgi per dare una scossa alla squadra. Loro hanno giocato, Bedalov indubbiamente è stata fantastica, per lei 26 punti finora realizzati. Costanza Giorgi ha catturato rimbalzi, ne ha catturato 9, ma ciò non è servito, ciò non è bastato alla Virtus per conquistare i primi 2 punti in questa pool retrocessione. Virtus Cagliari, quando manca un minuto esatto al termine della partita, Virtus Cagliari che ha realizzato finora 50 punti, 72 invece. Il divario tra l'altro è anche pesante per quanto riguarda la Virtus, che forse per il gioco espresso forse non meritava indubbiamente un passivo così pesante. Sono mancati i punti sicuramente di Angela Dettori, sono mancati i punti di Sara Innocenti, che forse avrebbero in qualche modo cambiato le sorti dell'incontro. Virtus, mancano 30 secondi, Virtus praticamente chiude qua la partita, 72-50, il punteggio con cui si stanno praticamente chiudendo i 40 minuti effettivi di gioco. Mastio, Valentina Mura prova da 3, Valentina realizza i primi 3 punti della sua pur breve partita questo pomeriggio. È finita così la partita, mancano ancora 12 secondi, la Virtus recupera un pallone, cerca in qualche modo di rendere meno pesante il passivo. Virginia Saba, scusate, riesce a realizzare i 2 punti e a subire un fallo, quindi andrà per il tiro libero supplementare. Per Virginia Saba si tratta del 4° punto, anche per lei una prestazione non positiva questo pomeriggio, a 2 su 8 da 2 e 0 su 5 nel tiro da 3, 9 sono invece i rimbalzi. Realizza Virginia Saba il suo tentativo dalla lunetta, 72-56, finisce qua la partita. La Virtus Cagliari ha perso contro Milano per 72-56. Dalla Pala Restivo Antonio Carta e Massimo Musanti vi salutano e vi danno appuntamento alle prossime partite della Virtus Cagliari. Che palle! Allora, coach Pinotti, 2 primi quarti equilibrati, poi voi siete venuti fuori alla distanza. Sì, innanzitutto guarda, vorrei fare i complimenti alla società perché hanno fatto 2 acquisti della Madonna a Cagliari. Adesso queste sono qua da 3 giorni e noi ne abbiamo approfittato ovviamente. Ci sarà da fare a venire qua a vincere da adesso in poi perché sono 2 acquisti veramente super. Ti dico, a noi manca un sacco di gente, però ho delle ragazzine, la chiamano la Sangha Baby Gang, che sono veramente micidiali, cioè se noi andiamo sulla velocità non ci può fermare nessuno e questa è la cosa più importante. Quando l'abbiamo messa sul contropiede, difesa forte e palla in velocità non ce n'è per nessuno. È chiaro che avendo solo una lunga dovevamo risparmiarla, per cui qualche volta non potevamo difendere perché sai, avere contro la croata e la Giorgi non è semplice, per cui devo fare i complimenti alle mie ragazzine che sono state veramente super perché hanno avuto tanto cuore ma tanto cervello nel momento che occorreva e non è facile. Maffeini ancora una volta si è dimostrata determinante. Secondo me Maffenini sarebbe ora, che lo dico molto umilmente, che magari facesse un giro anche in nazionale, almeno vederla, almeno provare l'aria, respirare l'aria della nazionale, se lo meriterebbe. Penso che l'abbiamo rigenerata quest'anno. E complimenti ancora alla Virtus. Grazie mille. Prego. Nello Skir, primi 2 quarti bene, poi il crollo. Cosa è successo? Ma forse me lo dovevo chiedere anch'io perché stavamo giocando discretamente, eravamo in perfetta partita, poi ci siamo dimenticati di difendere. Abbiamo fatto 6 azioni in cui difendevamo a zona con una guardia che sbagliava clamorosamente la posizione per 6 azioni. Queste ragazze penso che 6 azioni una dietro l'altra non gliele possa concedere. E lì ci siamo dati la zappa sui piedi perché siamo crollati clamorosamente. Anche se non era semplice oggi giocare perché 2 innesti nuovi abbastanza importanti, tra l'altro con giocatrici niente male, però dobbiamo inserirle in questo contesto che non è semplicissimo, cioè non puoi in 3 giorni, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, in 4 giorni riuscire a mettere tutto quanto in perfetta linea, però sta di fatto che non mi è piaciuto l'atteggiamento degli ultimi 2 tempi.
cosa che invece stavamo cambiando, eravamo già anzi quasi riusciti a cambiare nelle partite precedenti, anche se negative, però l'atteggiamento era quello giusto. Stasera ho rivisto cose che era 3 partite che non vedevo, dobbiamo riniziare da capo, però ci proviamo. Ecco, il coach avversario ha fatto i complimenti alla società per i 2 innesti, tutto sommato positivissimi. Assolutamente sì, 2 giocatrici di livello buono, interessanti, ma anche, tra l'altro belle anche da vedere perché si muovono discretamente. La croata proprio tecnicamente pulita, Giorgio una combattente, quindi erano gli innesti giusti, solo che adesso dobbiamo metterle dentro e giocare con loro e molto probabilmente anche per loro, perché la croata ha mani e capacità tecniche per potersi muovere discretamente e quindi ricevere e concludere. Adesso dobbiamo essere bravi noi a saperle inserire meglio. Ok, grazie.